Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere siamo nuovamente all'interno della nostra città, stiamo andando molto bene, abbiamo quasi 500.000 dollari messi da parte, siamo arrivati quasi a 50.000 cittadini. Intanto ancora problemi, che è successo? La città è in fiamme. Sì, c'è qualche problema a livello di incendi, però ovviamente non ce n'è nessuno bruciato al giorno, almeno riusciamo a estinguerne 18 su 23, quindi possiamo stare tranquilli. Ragazzi, fatemi sapere per quanto riguarda la sezione del torneo, su come organizzarlo. Guardate un po' quanti... dobbiamo risolvere questo problema. Comunque, fatemi sapere per quanto riguarda la sezione del torneo, magari su come organizzarlo, le regole da utilizzare per quindi preparare tutto, perché ancora non ne ho visti commenti all'interno degli scorsi video, quindi è molto importante la vostra opinione per farmi sapere come regolarmi per quanto riguarda le prossime città. Allora, vediamo un po'. Intanto la raffineria qui è chiusa. Mi hanno detto alcuni che farei meglio a costruire un ottimo servizio a offrire un ottimo servizio antincendio piuttosto che andare a distruggere in continuazione delle residenze. Potrebbe darsi. Infatti ragazzi, dobbiamo cercare di migliorare da questo punto di vista. Vediamo un po' qui quanto spendiamo. Allora, spendiamo 600 dollari l'ora. Con questo ne spenderemo 1.700. Però è una cannonata. Camion dei pompieri migliori, maggior copertura della zona in caso di incendio, equipaggiamento antimateriali tossici e un elicottero antincendio. Hai capito bene? Potrebbe essere molto utile perché andremo a spendere più del doppio, però sicuramente con questa caserma, con l'elicottero, riusciremo a gestire meglio gli incendi. Mi sa che andrò a posizionarla al più presto. Poi sicuramente dobbiamo migliorare anche dal punto di vista della stazione di polizia. Comunque abbiamo circa 500.000 dollari. Vediamo come vanno i depositi qua in alto. Sono tutti pieni. Vediamo qua come va il deposito principale intanto. Lo stiamo appunto per riempire. Mi sa che è pieno. Queste sono le zone di stoccaggio per il petrolio. Il carbone. Questo cos'è? Una stazione per le merci. Questa la possiamo togliere ragazzi, perché le merci le trasportiamo al piano di sotto, diciamo. Vediamo di aggiungere adesso un deposito per il carbone come si deve proprio in questa parte di mappa. Eccoci qua. In modo tale da avere quante tonnellate disponibili? 400 tonnellate invece di 300. Sicuramente avremo ancora un po' di tempo. Allora, vediamo di aggiungere un altro camion da questa parte per dare una mano quindi ai lavoratori a lavorare per bene. Perfetto. Aggiungiamo un altro camion qui. Credo che il problema non sia tanto quello del trasporto, ma più che altro è un problema relativo allo stoccaggio di queste merci. Quindi per adesso vediamo un po' di organizzare meglio la situazione proprio in questo deposito commerciale. Potete vedere i camioncini si avvicinano tutti e cercano di trasportarlo. Però ovviamente è difficile smaltirlo perché non abbiamo grandi possibilità di esportazione, visto che il traffico un po' ci limita. Però cerchiamo di aggiungere magari qualche camioncino per portare tutto fuori. Ecco qua, mettiamone 12. Spendiamo il massimo possibile, però almeno cerchiamo di esportare tutto nella maniera più rapida possibile. Carenza di elettricità ancora una volta, però ovviamente stiamo comprando un po' di energia dall'intera regione. C'è sempre qualcosa che ha problemi. Vediamo se possiamo comprare l'energia da insiding in modo tale da stare un po' più tranquilli. Vediamo un pochettino. Ecco, siamo riusciti a recuperare i megawatt necessari, come potete vedere. Ok, siamo nuovamente in funzione. Qui manca energia, lo so, ma siamo nuovamente al pari. Speriamo che questo problema riusciamo ad ovviarlo. Chiuso, ci serve energia, ma l'energia è arrivata, quindi adesso noi come al solito riattiviamo la nostra zona. E guardate un po' che l'energia adesso ritornerà. Ah, non ritorna. Io non riesco a capire ragazzi, ci sono sempre questi problemi. Facciamo così. L'energia la stiamo comprando da fuori. La nostra centrale a carbone ha bisogno di magari un'altra piccola torretta. Però guardate quanto costa il livello orario. 425 l'ora. Ma forse... Vediamo. Potrebbe essere una buona idea forse eliminare tutti questi acquisti da fuori. Perché quanto stiamo spendendo noi con tutti questi soldi che vengono impiegati? Vediamo un po'. Ne stiamo spendendo. Ah, nessuno ci sta vendendo energia. E come mai? 0 megawatt da tutti. Forse non ne vendono più. Questa ragazzi è una cosa che non riesco a capire. Come potete vedere, allora, io intanto sto cercando di capire. Ah, ecco, adesso è arrivata. Boh.
in funzione. Allora, io ho acquistato l'energia da fuoco. Ah, ecco, è arrivata. Ah, sarà stato un problema di aggiornamento magari del server. Ecco, la stiamo comprando. 114 l'ora, più 342 l'ora, più 111, più 40. Vediamo quanto fa questo conto. Allora, 400, 500, siamo oltre i 600 l'ora, ragazzi. Quindi, secondo me... E quindi quanta ne abbiamo di bisogno? Quindi ne compriamo 102.9. Aggiungendo una torretta ne andiamo a produrre 75. E quindi ne avremo bisogno 2. Certo, in questa maniera andremo a spendere sicuramente 800 circa. Quindi conviene sempre, ragazzi, comprarla per adesso, che non abbiamo bisogno di grandi quantitativi di energia. Per adesso compriamola, risparmiamo sempre sui 150-200 dollari l'ora e ovviamente inquiniamo molto di meno. Allora, io mentre stavo pensando qui cosa dovevamo fare, allora, intanto qui il carbone lo stiamo portando avanti, stiamo estraendo tutto quello che possiamo. Ecco, per evitare di bloccare la produzione io andrei a collocare un nuovo deposito commerciale proprio da questa parte, in modo tale da aiutare un po' la nostra zona. Vediamo se possiamo aggiungere magari, ecco, una nuova zona per trasferire le merci. Eccolo qua, la stazione treni merci. Non credo che abbiamo bisogno direttamente del collegamento. Comunque adesso deposito di carbone e gli altri li aggiungeremo col passare del tempo. Allora, esportiamo. Perfetto. Per quanto riguarda cosa c'è qua, il deposito adesso li svuotiamo. Cosa serve? Vampate di fuoco senza... Basta. Ragazzi, dobbiamo eliminare questo problema. Allora, andiamo a eliminare questa caserma dei pompieri. La chiudiamo. E adesso aggiungiamo una caserma come si deve. Eccola qua. Questa la dobbiamo aggiungere per forza, in modo tale da eliminare tutti questi problemi. La aggiungiamo in questa zona, così non ci crea danno. E questa la teniamo chiusa per il momento. Vediamo adesso che cosa succede. Cercasi personale. Abbiamo un camion dei pompieri per adesso. E adesso vediamo di comprare intanto un'elipiattaforma. Ma costa l'elipiattaforma. Vediamo un po'. Dobbiamo potenziare questa cosa. Vediamo un po'. Ha tutte le caratteristiche di un normale camion dei pompieri, ma è munito di una scala estensibile che permette di coprire zone più vaste. E costa 400 l'ora. Io metterei invece invece dell'eli soccorso l'eli piattaforma. Spendiamo un po' di più, però riusciamo a essere più competitivi a livello di area, quindi riusciamo a coprire una zona più vasta. Allora, vediamo se adesso, ragazzi, il problema degli incendi è terminato. Che succede qua sopra? Ci sono, vediamo un po'. Intanto, abbiamo riempito quasi tutto l'altro deposito, ragazzi. Allora, mettiamo nuove zone di stoccaggio. Meno male che costano pochissimo l'ora. Abbiamo riempito quasi tutto l'altro deposito. Vediamo se possiamo comprare anche qualche camioncino per cercare di smistarlo meglio nelle varie zone della regione. E ragazzi, se avessi qui un bel po' di minerali potrei davvero creare metalli a tutta forza, ma non voglio importarne. Intanto a livello di petrolio siamo messi bene, credo. Il petrolio costantemente, quanti barili? 10.000, 11.000 e 12.000, quindi stiamo andando benissimo. Qua, questa è bruciata? No. Perfetto. Credo che vada tutto bene. Dobbiamo solo vedere un attimo a livello di residenze come siamo messi. Vediamo un po'. Eccoci, qui credo, ecco qua, addirittura non c'è spazio sufficienza per la densità. Qua abbiamo migliorato tutte le strade. Ecco, qua possiamo migliorare la strada per... Ci dovrebbe essere un tasto, migliora le strade in tutta la città. Allora, media densità, alta, media densità. Questa lasciamola così, alta, alta, no. Va bene così. Miglioriamo qualche casetta. Qui nuove industrie stanno crescendo. Sono contento. Qua come va? Va tutto bene. Adesso dobbiamo preoccuparci un po' anche delle persone. Le miniere sono tutte vuote. Continuiamo ragazzi a esportare. Abbiamo estinto finalmente 10 incendi in un giorno. Vediamo come va il servizio antincendio. Siamo riusciti a estinguere ben 10 edifici su 10. Il problema degli incendi non ci sarà più per un bel po'. Potete vedere che con l'elicottero riusciamo a controllare la situazione molto meglio.
Ok, ok, no, per adesso no. Allora, a livello di incendi non c'è più nessun problema. I crimini commessi al giorno stanno diminuendo, però non è ormai del tutto eliminato il problema. La città sta crescendo pure nella parte superiore, ragazzi, come potete vedere, anche vicino purtroppo alle miniere. Riusciamo ad andare avanti. Stiamo guadagnando anche qualcosa a livello orario. Abbiamo morti al giorno più, vediamo di aggiungere qua un altro centro ospedaliero aggiuntivo, perché è pieno. Vediamo qua quest'altro. Questo non è pieno, ma qualche ambulanza in più servirà, quindi l'aggiungiamo. Vediamo se riusciamo, ragazzi, a tamponare. Quanto spendiamo? Qua 900. E qua quanto spendiamo? 1200. E questo quanto costa? 1700. A questo punto. E quante camere abbiamo? 50. Qua ne abbiamo 40. E qua ne abbiamo 25. 65 contro 50. E capacità 40. Ragazzi, forse conviene collocare un ospedale. Sì, forse conviene, perché tutte queste cliniche forse non aiutano. Conviene, ragazzi. Allora facciamo così, stop. Qua chiudiamo la clinica. Chiudiamo anche quest'altra. E andiamo a che succede qua? È un attimo la criminalità. Però i morti al giorno sono anch'essi da eliminare. Mi sembra che aumenta il terreno, sì. Vediamo di collocarlo. È una zona. Io ho lasciato delle zone libere appunto per collocare questi edifici. Ecco qua. Collochiamo l'ospedale proprio in questa zona. Avete visto, ragazzi, abbiamo recuperato. E possiamo collocare delle zone interessanti. Per esempio, questa costa però tanto. Va bene, per adesso lasciamolo così e vediamo come va. Le cliniche ci sono ancora, ma sono chiuse. Vediamo se possiamo recuperare qualcosa. Ecco, e usare gli stessi soldi a livello di criminalità. Questa costa 1675, questa 1700, però avremo 50 posti in cella, 4 volanti, qua ne abbiamo però 8. 30 minuti ogni volante, ogni 60, però ragazzi è più efficace, quindi mi sa che possiamo chiudere questa stazione di polizia. E i criminali sono stati rilasciati. Eliminarla e mettere il nuovo centro per i criminali. Forse non dovevo distruggerlo. Vabbè, la clinica intanto qua la spostiamo. Sti camioncini messi qua proprio a rompere le scatole. Perché? Ma io dico, vediamo di toglierli un attimo, perché non li potevamo mettere in altri posti, vero? E qua non va bene, vero? C'è sempre sto stupido problema. Non riesco a capire. Ma io non riesco a capire, ma perché? Perché? Non mi interessa. Io qua devo andare a mettere la stazione di polizia. Non ci entra, perfetto. Abbiamo buttato via tutti quei criminali inutilmente. Quindi la dobbiamo collocare in un'altra zona. Ecco, magari una zona che non crei problemi. Vediamo un po'. Qua no. Qua in alto. Mettiamola qua, ragazzi. E ci togliamo questo problema dalla testa. Perfetto. Qua andiamo ad aggiungere. Qua non va bene. Ma perché no? Vediamo un po'. Andiamo a tagliare così. No. Andiamo a tagliare così. Neanche. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh, 1. Ops. E 2. Ok, ragazzi, purtroppo abbiamo liberato i criminali. Non dovevo farlo, me ne sono accorto dopo. Allora, qui abbiamo, come potete vedere, 4 auto della polizia, solo che sono molto più rapide. Abbiamo problemi di energia ancora. La città ha bisogno di energia e non ci sono megawatt dalla regione, credo. Mi sa che l'abbiamo comprata tutta. Quindi dobbiamo ricorrere a un altro sistema. A livello energetico, che cosa possiamo fare? La centrale a carbone costa di meno. Allora, con la centrale a petrolio andremo a spendere 856, 150 megawatt. Qua ne otteniamo 75. La nostra città ne ha bisogno di 186. Quindi un po' la possiamo comprare da fuori. 900. Vediamo un po', sto facendo un piccolo conto. Conviene forse sempre quella a carbone, ragazzi.